Non si può passare in Piazza dei Signori con la sfilata per un semplice motivo, prima di tutto perché il corteo della sfilata è formato da 9 persone non ci stanno sul sedime della strada. Niente Calmaggiore e Piazza dei Signori nella sfilata degli Alpini di maggio 2017. A confermarlo oggi il comitato organizzatore, che sta procedendo senza sosta alla realizzazione dell'evento previsto dal 12 al 14 maggio. Non sembra, ma è continuativa l'attività delle Penne Nere, che hanno già riaperto e reso riutilizzabile parte della caserma Salsa, perché per l'altra è già previsto un cantiere a breve. Hanno ripulito l'ex provveditorato di via San Pelaio, che sarà il centro direzionale della manifestazione, e stanno programmando ogni singolo passaggio della 3 giorni, dove è prevista la presenza di oltre 500.000 persone. Solo alla domenica è previsto un arrivo in città di Treviso di 2000 pullman. Ecco perché è coinvolta tutta la Marca, con prenotazioni che hanno già esaurito la disponibilità dell'intera provincia, di parte del Veneto, ma anche del vicino Friuli, con partecipanti che alloggeranno lungo il litorale da Chioggia a Lignano. Un fine settimana dove soprattutto i residenti in centro dovranno armarsi di pazienza. Stiamo organizzando, stiamo studiando tutto un sistema di far sì che tutte le autovetture che sono all'interno delle mura vengano parcheggiate o nei 2 parcheggi ex del Negro o il Miani o nei campi che il COA, il Comitato Organizzatore Adunata, andrà a organizzare. E per la prima volta nella storia degli Alpini l'alza e la maina bandiera ufficiale sarà quadruplicato. Contemporanea sia sul Monte Grappa, all'Isola dei Morti, a Fagara della Battaglia e a Treviso. In contemporanea faremo un'alza bandiera. Intanto questo fine settimana l'appuntamento è con la festa della sezione nella sede di San Pelaio e il 3 settembre al secondo appuntamento diffuso dopo la cerimonia di luglio a Pianezze. Andremo a Tarso, faremo sia una riunione del COA, del Comitato Organizzatore Adunata, sia ci sarà una serata di canti, dove ci saranno dei cori che cantano proprio con quelle attività aspettando l'adunata.